Le spoglie di San Pio X sono arrivate a Venezia. Come previsto sono sbarcate nella notte sul Canal Grande e subito trasferite all'interno della Basilica di Santa Maria della Salute, accanto al seminario che il santo aveva a cuore, sia da patriarca che da papa, per la venerazione dei fedeli. Questa mattina un momento di preghiera presieduto dal patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, ha dato inizio ufficialmente al pellegrinaggio, alla presenza del prefetto Michele Di Bari. Il primo gesto del patriarca è stato quello di raccogliersi in preghiera davanti alle sacre spoglie di uno dei suoi predecessori, che guidò il patriarcato, con il nome di Giuseppe Melchiorre Sarto. Questo pellegrinaggio, ha sottolineato il patriarca, diventa occasione per tutti di una riflessione sulla Chiesa e sulla chiamata alla santità di ogni uomo e donna del nostro tempo. La Chiesa c'è come spazio di Dio. Se la Chiesa non è e non offre questa caratteristica fondamentale, questa sua nota fondamentale, la santità, allora la Chiesa è ripiegata su se stessa. Tante le occasioni di preghiera e di conoscenza sulla figura di San Pio X che verranno proposte fino a venerdì in Basilica alla Salute, sabato e domenica a Marghera. Tra queste la Santa Messa di venerdì alle ore 18 in Basilica alla Salute, che Antena 3 trasmetterà in diretta. Giuseppe Melchiorre Sarto, se andiamo a vedere nelle documentazioni in archivio, era il più intelligente. Una ricchezza umana impressionante, cantava bene, era una persona di incontro, si faceva amare, così fece a Tombolo, così fece a Salzano, ma non poteva accedere ai gradi accademici. Eppure risultò quell'uomo scelto da Dio.